Ecco l'accampamento, rotonde, aiuole, distributori di benzina, pure l'ingresso del cimitero. L'ANA di Vicenza, il comune, la diocesi e le parrocchie, le scuole che chiudono per 3 giorni, un po' tutti si sono fatti in 4 per ospitare le penne nere provenienti da ogni parte d'Italia. Ma gli ultimi che arrivano, non trovando posto nelle palestre, negli oratori, nei grandi cortili, devono accontentarsi di ciò che trovano. Sperando che la polizia locale chiuda un occhio, invece è da giorni che sta provvedendo agli sgomberi, specie attorno alle mura storiche per cui gli operai del comune hanno dovuto transennare i siti più fragili. La 95esima Donata degli Alpini a Vicenza inizierà questa mattina con le cerimonie commemorative. Si concluderà con la sfilata di domenica nel tardo pomeriggio dalle 16, il passaggio dei Veneti. Dalle nostre province venete aspettiamo almeno 50.000 penne nere, anticipa il vicepresidente nazionale Carlo Balestra di Feltre, e insieme a loro in apertura di sfilata domenica mattina almeno un centinaio di giovani dei campi scuola, i futuri alpini. 400.000 almeno le presenze di Vecci e Boccia in questi 3 giorni tra alpini e accompagnatori. L'ANA di Vicenza incrocia le dita nella speranza che si affaccino in 500.000. Molti arrivano a piedi da ogni parte del Veneto, magari accompagnando muli e mule, oppure in bicicletta. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da nord-est. Io sono Jack Calcetto, oggi è venerdì 10 maggio 2024, la prima notizia del giorno riguarda la Donata degli Alpini a Vicenza, la carica dei 400.000, al via oggi il grande raduno delle penne nere che si chiuderà domenica, invasa la città berica. Vogliamo essere soldati di pace, dicono gli alpini. Tutto questo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM e di tutti i quotidiani locali di oggi, naturalmente a partire da quelli vicentini, ma noi abbiamo letto le prime righe dell'articolo di Francesco Dalmas per appunto i quotidiani del gruppo NEM. Proseguiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda invece la violenza di genere. Il fenomeno nuovo è che stanno aumentando le donne anziane che denunciano di avere subito violenza in ambito familiare. Il fenomeno già noto è che nei pronto soccorso invece continuano a presentarsi donne, 2 al giorno in quelli della Marca Trevigiana, che non denunciano di essere state picchiate, anche se i sintomi sono palesi e riconosciuti dagli operatori sanitari. Sono questi alcuni dei dati emersi ieri nel corso della seduta congiunta delle commissioni quinta, Sanità e Sociale, e sesta, Cultura, del Consiglio regionale del Veneto sull'attività svolta in materia di prevenzione e contrasto della violenza sulle donne. Lo leggiamo sul Gazzettino di oggi in un articolo di Alda Vanzan. Violenza sulle donne, solo 1 su 3 denuncia, sotto accusa i partner. Sono 57 le strutture in Veneto, 26 centri antiviolenza e 31 case rifugio. 57% i casi denunciati di violenza fisica, 25% le ospiti dei CAV, dei centri antiviolenza, finite in ospedale. Leggiamo le dichiarazioni dell'assessore Lanzarin alla Sanità e al Sociale. Aumentati i fondi, quest'anno a disposizione 1,5 milioni di euro. Una decisione, quella di aumentare i fondi proprio quest'anno, che naturalmente arriva dopo il caso Cecchettin, ma l'opposizione non è soddisfatta, non basta, servono maggiori interventi. È stato importante dare seguito all'impegno che avevo proposto nella risoluzione approvata all'unanimità in Consiglio dopo il femminicidio di Giulia Cecchettin, dice Elena Ostanella del Veneto Che Vogliamo, per audire le realtà che operano nell'ambito della prevenzione della violenza di genere. Dalle audizioni, hanno affermato invece le esponenti del PD Vanessa Camani, Anna Maria Bigon, Chiara Lausetto e Francesca Zottis, è emersa la necessità di maggiori interventi da parte della regione. Ma leggiamo alcuni dati relativi ai centri antiviolenza. Nei CAV la maggior parte dell'utenza è italiana, 67%, e ha un'età compresa tra i 31 e i 50 anni, il 55%. Le donne sono in prevalenza coniugate, il 42%, con un grado di istruzione medio-alto, 65%, per la maggior parte occupate, 57%. Nelle case rifugio invece ci sono per la maggioranza donne straniere, 70,4%, tra i 18 e i 40 anni, 68% rientrano in questo profilo. Una donna su 3 si rivolge ai centri antiviolenza per scelta personale.
Quanto alle tipologie di violenza, per il 74% si tratta di violenza psicologica e per il 57% fisica. Il coniuge partner è responsabile nell'84% dei casi. Insomma, questi i dati emersi ieri nella seduta congiunta delle commissioni Sanità e Sociale e Cultura del Consiglio regionale del Veneto. Noi voltiamo pagina però e proseguiamo ancora in questa rassegna stampa, rimanendo per il momento sulle pagine del Gazzettino. G7, giustizia internazionale, parte da Venezia la riforma. Nasce il Venice Group, dovrà armonizzare le leggi dei diversi paesi nella lotta al crimine. Il vertice in Laguna dei ministri dei paesi più industrializzati, e durante la riunione del G7 ci sono stati scontri fra polizia e No Global. La notizia anche sul Corriere del Veneto: giustizia, Nordio riunisce il G7 nel nome di Venezia, scontri fra polizia e centri sociali, la protesta contro i ministri, basta guerre. È un messaggio analogo quindi di rifiuto di ogni guerra e in particolare una richiesta per il cessate il fuoco in Palestina e per lo stop al genocidio in Palestina è comparsa con una scritta sul muro del caffè Pedrocchi a Padova. Torniamo sul Gazzettino: le tensioni per la guerra, questo è il titolo. Stop al genocidio, le scritte per Gaza lordano il Pedrocchi. Gli attivisti si scatenano sui muri del centro di Padova, colpito anche lo storico monumento, subito la pulizia. Leggiamo nell'articolo di Nicoletta Cozza che si apre sotto il titolo di vandalismi, quindi questa è la lettura del Gazzettino, di proteste che proseguono in questi giorni, in queste settimane, in questi mesi per la Palestina, per chiedere lo stop al genocidio. Leggiamo di proteste incrociate all'Eurovision, da una parte le bandiere di Israele, dall'altra quelle della Palestina. Il conflitto in Medio Oriente è protagonista dell'Eurovision Song Contest in Svezia. Naturalmente le scritte comparse sul caffè Pedrocchi fanno parte di una più ampia mobilitazione a livello non solo nazionale ma internazionale. Chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. Ancora sul Gazzettino: quasi 500 anni di carcere per la banda che puntava al controllo del Tronchetto. Le richieste della Procura di Venezia contro gli eredi della Mala del Brenta, l'unica organizzazione mafiosa ad oggi, secondo le sentenze almeno della magistratura, ad essere nata e si completamente sviluppata al di fuori delle regioni del sud e proprio in Veneto, la Mala o Mafia del Brenta. Ma torniamo alla notizia di oggi, insomma quella relativa alla banda, all'organizzazione che puntava al controllo del Tronchetto, quindi Porto di Venezia. Boatto e Pattarello, mente e braccio della struttura, rischiano 27 anni di prigione. Gli ergastolani, durante i permessi premio, avevano ripreso il controllo dello spaccio e del turismo abusivo. Torniamo ora sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM per un'altra notizia flash. Assassinio, Giralucci e Mazzola, i figli incontrano Mattarella. A 50 anni dalla strage di Padova c'è la sensazione che qualcuno voglia riabilitare le BR, dicono gli eredi. L'articolo di Luca Preziusi. Un'altra notizia flash sempre sui quotidiani del gruppo NEM: i nodi della politica, cortocircuito Lega, il partito è spaccato, la base da una parte, le segreterie provinciali invece sono con Fratelli d'Italia. I militanti storici parlano di un disegno preciso per eliminare del tutto gli zaiani. La lettera inviata ai segretari: non ascoltare le sezioni locali è un vile tradimento. Il Carroccio è spaccato al voto nei comuni di Valdobbiadene, Farra e Pieve di Soligo, Ponte San Nicolò e Scorzè nel Veneziano. A Valdobbiadene è stato scaricato il sindaco uscente Fregonese per sostenere Bertelle di Fratelli d'Italia. Insomma, una situazione ancora di tensione nel partito di Matteo Salvini in Veneto, ma noi chiudiamo la rassegna stampa di oggi con una notizia che riguarda la sanità. Torniamo sul Corriere del Veneto: liste d'attesa, ricette sotto controllo, sono troppe, medici richiamati. È in arrivo il decreto Schillaci, pronti già gli ispettori di Agenas, i camici bianchi sul piede di guerra, dicono è inutile punirci. Ma di cosa si tratta? Il concetto è molto semplice, il punto di vista del governo è che se le liste d'attesa sono lunghe è colpa dei medici che prescrivono troppe ricette, troppe visite mediche, troppe prestazioni, e allora bisogna richiamare all'ordine i medici
con la ricetta facile. Vediamo i numeri e le regole. Per il Veneto, il ministro della Salute Orazio Schillaci ha annunciato un decreto per ridurre le troppe ricette. Nel 2022 in Veneto sono state 29 milioni le ricette mediche, di cui soltanto 16 milioni evase. Su ogni ricetta il medico dovrà indicare, oltre alla priorità, un codice dal quale si risalirà al numero di accertamenti prescritti. Se sono troppi, la regione lo richiamerà. Secondo il Ministero della Salute, il 20% di esami e visite ora prescritti sono inutili. Il controllo è compito di Agenas, che potrà pure inviare gli ispettori. Insomma, i medici di base, e non soltanto loro, tutti i medici prescrittori, avranno puntati addosso gli occhi dei controllori di Agenas e della regione. Per oggi è davvero tutto. Grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto. A tutte e tutti voi una buona giornata e un buon fine settimana.